L'incontro con le imprese associate a CNA Imola, gli amministratori di comuni, Città Metropolitana di Bologna e Regione Emilia-Romagna hanno aperto giovedì 25 maggio al Centro Congressi Artemide di Castel San Pietro Terme l'evento dal titolo 25 anni insieme a CNA Imola. Un quarto di secolo di lavoro, cambiamenti, confronti, nel quale la CNA di Imola ha contribuito a dare maggiore valore alle imprese del territorio. Presidente Cavini, è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio. Sì, la CNA Imola oggi compie 25 anni di autonomia, ma più che altro 25 anni che hanno creato le basi per oggi avere un'associazione che deve essere forte, ma più che altro che deve essere protagonista anche all'interno dell'area della città metropolitana. Il bilancio è un bilancio tutto sommato positivo, è un bilancio dove anche stasera abbiamo visto una grande partecipazione di imprenditori, di autorità locali, per locali intendo sia del circondario imolese ma anche dell'area metropolitana. Quindi io ritengo che noi dobbiamo tornare come associazioni a dialogare sempre più con gli imprenditori e dobbiamo creare quelle condizioni che le imprese siano accompagnate dall'associazione per poter confrontarsi e poter dialogare con le amministrazioni, con le istituzioni in generale. Tanti imprenditori questa sera in sala, oltre 100 a seguire, la conferenza che ha voluto aprire questi festeggiamenti di questo importante compleanno e tra l'altro lei è stato riconfermato presidente della CNA Imola fino al 2021, un impegno. Sì, l'Assemblea mi ha riconfermato presidente il 29 di aprile e quindi una responsabilità rinnovata, come dico io, per altri 4 anni cercherò di mettere lo stesso entusiasmo che ho messo nel primo mandato e cercherò di mettere un impegno ancora superiore in quanto esperienza maturata in questi 4 anni precedenti. E molti imprenditori, sì, 100 e oltre imprenditori presenti nell'evento di oggi e nella parte che seguirà saremo oltre 300 persone. E devo dire più che altro un evento dove abbiamo parlato e affrontato temi reali, temi per le imprese, temi che le imprese tutti i giorni si confrontano. Abbiamo chiesto alle istituzioni che erano presenti queste problematiche che esistono e sicuramente la politica nazionale qualcosa ha fatto nella direzione giusta, certi provvedimenti vanno nella direzione che noi artigiani, noi imprenditori, piccoli e medi imprenditori chiediamo, ancora tanto c'è da fare. Io rimarco sempre che il costo del lavoro è troppo alto, ma al tempo stesso gli imprenditori tutti consapevolmente sanno che i nostri dipendenti sono la nostra forza, sono il nostro cap capitale e dovremmo riuscire a ribaltare un po' questa piramide, un po' di più i dipendenti e un po' meno la parte che va allo Stato. È stata anche l'occasione, vista la presenza dell'assessore regionale dei trasporti, di parlare di infrastrutture, in particolare con l'area castellana, Osteria Grande, eccetera, con la Complanare. Sì, io in questi mesi ho incontrato parecchi imprenditori anche della zona proprio di Osteria Grande dove loro evidenziano questa problematica, cioè diciamo uno scollegamento, un mancato collegamento con arterie ad alto scorrimento veloce e quindi molti chiedono un prolungamento di quel trattino di Complanare che andrebbe da Tolara ad Osteria Grande e al tempo stesso l'altra parte parallela a nord che andrebbe sempre da Osteria Grande a San Lazzaro. Si è parlato stasera, l'assessore Donini ha evidenziato il fatto che probabilmente l'opera che andrà a breve a essere realizzata sarà comunque la Complanare che da Ozzano, Tolara andrà verso Bologna, quindi fino a San Lazzaro, quindi un piccolo passo sicuramente sarà fatto. Poi altre infrastrutture, chiaramente la banda larga chiaramente anche l'assessore stasera ce lo ha riconfermato che vuole entro il 2025-2030 cercare di ampliare tutte quelle aziende, quegli utenti che possono beneficiare di connessioni veloci. Noi ce lo auguriamo, lo auspichiamo a tutte le aziende perché in un mondo come questo è indispensabile che ci siano delle efficienze a livello tecnologico sempre più alla portata delle imprese. CNA è l'associazione delle imprese, quindi offriamo tutela dal punto di vista della rappresentanza politico-sindacale e una serie di servizi che accompagnano l'impresa nello svolgimento ordinario della sua attività.
Come potrà vedere nei corner che abbiamo preparato stasera c'è un elenco di quelli che sono i servizi non solo tradizionali, anche nuovi servizi che oggi servono alle imprese. Abbiamo assistito a una relazione dove il vice sindaco della città metropolitana e il presidente Cavini parlano di ridurre i costi alle imprese. Ecco, noi con i nostri servizi agevoliamo le imprese per riuscire a pianificare e ottimizzare anche i loro costi. Com'è la struttura di CNA? La nostra struttura oggi conta 50 dipendenti, siamo suddivisi all'interno della società in diverse società di servizi che danno risposte qualificate e competenze qualificate alle nostre imprese. La struttura è una struttura snella, dinamica sicuramente, oggi la nostra attività non la svolgiamo solo dietro le nostre scrivanie ma a casa dell'imprenditore, dentro gli stabilimenti, portiamo la nostra consulenza e i nostri servizi all'interno delle nostre imprese. Daniele Manca, vice sindaco dell'area metropolitana bolognese, sindaco di Imola, presidente del nuovo circondario imolese a questa festa dei 25 anni di CNA, tanti temi sul tavolo. Sì, tanto siamo all'interno di un cambiamento enorme nell'economia, ma siamo anche all'interno di segnali importanti che possono cominciare a trasformare qualche ansia, qualche preoccupazione in speranza, in progettualità. Siamo all'interno di un sistema metropolitano che riduce le distanze. Oggi le città metropolitane sono le prime a generare nuova crescita, nuovo lavoro e ad attrarre nuovi investimenti. Il tasso di disoccupazione della città metropolitana nel 2016 è sceso al 5,4%, era al 7,2% nel 2015. Significa che c'è una propensione ad attrarre investimenti, c'è una spinta nell'organizzazione di nuovi servizi per le imprese, per il turismo, che insieme alla filiera delle esportazioni, sia del settore meccanico che del settore della filiera dell'agroalimentare, spinge per attrarre nuovi investimenti. Dunque, se faremo le cose fatte bene, che la nostra autonomia consolidi nel concetto di relazione con il resto del sistema territoriale, noi avremo margini per continuare a crescere, per generare nuova occupazione e nuovo lavoro anche in questo territorio. Neopresidente regionale della CNA Pensionati, Salvatore Cavini, a questo 25esimo. Sì, proprio questa mattina, coincidenza non voluta ma piacevole, sono stato eletto all'unanimità presidente regionale della CNA Pensionati. È un riconoscimento a una piccola realtà come quella di Imola, che è quasi la più piccola comunque dopo Piacenza e che ci fa piacere, che fa piacere alla CNA di Imola e fa piacere nel giorno del 25esimo anno di nascita della CNA di Imola. Il mio impegno sarà portare in quella realtà e nelle realtà di tutta la nostra regione le iniziative, le idee, il pensiero politico-sindacale dei pensionati e quindi anche le rivendicazioni, le richieste sul piano sociosanitario, sulle pensioni, su tutto ciò che a nostro livello regionale può avere delle risposte da questo livello. Giulio Baraccani, storico associato in CNA Imola, 25 anni di CNA, lei li ha fatti quasi tutti direi. Direi, mi sembra che sia stato dal 90 al 92, ci siamo associati con la prima azienda che è la SOC, un'azienda storica, una SRL, e dopodiché nel mio percorso mi ha sempre seguito il CNA, ne ho fatti altre 4, quindi ho 5 SRL, tutte quante associate in CNA che mi danno tutta l'assistenza possibile e immaginabile tutti i giorni quando abbiamo bisogno. Ecco. Quindi è una rete di imprese, possiamo dire che si è trovato bene con una battuta? Benissimo, non bene, dai, siamo sempre andati benissimo con CNA, per adesso non abbiamo avuto ancora problemi, quindi speriamo di mantenere questo livello alto, ecco, di qualità. Che genere di supporto ha trovato in CNA Imola? L'ho trovato in tutti gli aspetti, sia dal fiscale, sia un po' tutti gli aspetti, cioè qualsiasi necessità che ha l'imprenditore si rivolge alle CNA, ecco, per risolvere i problemi, quindi dall'aspetto amministrativo, legale, produttivo a volte, qualsiasi problema è il mio referente. Ecco. Per il futuro nutre qualche aspettativa? Allora, di aziende spero di non farne più, perché con 5 spero di non farne più, comunque adesso vediamo, perché l'imprenditore, gli imprenditori siamo malati, cerchiamo sempre di ingrandire quello che creiamo, quello che abbiamo fatto, speriamo di crescere sempre, ecco, questa è la malattia dell'imprenditore, che ultimamente non siamo più imprenditori, dico che siamo dei missionari sociali,
perché ormai i problemi della produzione è la meno, è tutto l'aspetto burocratico che dobbiamo fare, dobbiamo svolgere, questo la CNA è un supporto valido, molto valido. Ecco.